merito al sistema previdenziale misto, andiamo ad approfondire tutte le prestazioni che può richiedere un lavoratore o una lavoratrice. La prima è la pensione di vecchiaia, che richiede 67 anni di età e 20 anni di contributi. La seconda è la pensione anticipata, che richiede per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne 41 anni e 10 mesi di contributi. La terza è la pensione anticipata opzione donna. Per usufruirne bisogna aver maturato dei requisiti entro il 31 dicembre del 2022. Per il 2023 la situazione è più restrittiva in quanto ci vogliono 60 anni, ma soprattutto bisogna rispettare dei requisiti e sono i seguenti: essere invalido, assistere un invalido, oppure essere disoccupato, oppure far parte di un'azienda in crisi. La quarta tipologia è la pensione anticipata quota 100. Per quanto riguarda la quota 100 bisogna avere i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi maturati al 31 dicembre del 2021. Passiamo a un'altra opzione che è la quota 102, pensione anticipata quota 102. Anche in questo caso bisogna rispettare dei requisiti, ovvero 64 anni di età e 38 anni di contributi. Per ultimi di questa tipologia abbiamo la pensione flessibile oppure detta quota 103. In questo caso i requisiti sono 62 anni di età e 41 anni di contributi. In queste ultime tipologie è importante sottolineare che una volta acquisita la prestazione non è più possibile lavorare, ovvero si può lavorare in maniera occasionale fino a un massimo di 5.000 euro all'anno. Lavorare una sola giornata dopo aver perfezionato il requisito della pensione ed averla acquisita comporta l'azzeramento della pensione. Quindi, svolgendo una sola giornata di lavoro, l'INPS si vedrà costretta a revocare la pensione per l'anno di competenza. Un'altra opzione pensionistica molto usata negli ultimi anni è la pensione dei lavoratori precoci. I requisiti per accedere a questa pensione sono: 1. Avere 41 anni di contributi, 2. Aver versato un anno dei contributi prima del 19° anno di età e poi, cosa più importante, essere lavoratore invalido, assistere un invalido, essere percettore di disoccupazione ed averla terminata da almeno 3 mesi, oppure rientrare nelle categorie dei lavoratori gravosi o usuranti. Un'altra opzione è quella della pensione dei lavoratori usuranti, i cui requisiti sono a quote. Parliamo ora della pensione di vecchiaia anticipata che riguarda gli invalidi che abbiano almeno l'80% di invalidità. In questi casi una donna può accedere con 56 anni di età e un uomo può accedere con 61 anni di età. È importante il grado di invalidità che la commissione medica andrà a riscontrare nel momento in cui sarà il lavoratore convocato a visita medica. L'ultima casistica è la pensione di vecchiaia per i non vedenti, i cui requisiti sono 56 anni per l'uomo e 51 anni per la donna. Per approfondire l'argomento vi invitiamo a contattare il nostro numero unico regionale 041 20 30 331 o scaricare l'app Will Veneto e prenotare l'appuntamento nella sede più vicina. Vi aspettiamo nei nostri uffici per chiarire ogni vostro dubbio.